Ad Agrigento ci mancava il disagio creato dalle bollette inviate dal Comune. Il disagio c'entra e come, visto che per avere dei chiarimenti sul contenuto delle bollette i tempi sono lunghissimi. Praticamente è impossibile parlarne con gli uffici preposti, malgrado siano stati segnalati anche degli errori di valutazione. Ma c'è di più e riguarda ad esempio la rateizzazione delle somme richieste. Chi volesse pagare a rate, infatti, ad oggi non può farlo perché nessuno ha previsto questo tipo di procedura, anche se a quanto pare sarebbe pronto un provvedimento di giunta che darebbe la possibilità di effettuare i pagamenti a rate. Naturalmente sotto stress sono anche i dipendenti comunali addetti al servizio. Insomma, mai una cosa che vada per il verso giusto dalle nostre parti, dove tutto sembra destinato a creare malumori e polemiche a non finire. Intanto bisognerà adire le vie legali per non finire tra i morosi da perseguire. Purtroppo è proprio questo il rischio che corrono gli agrigentini, che da tassati verrebbero anche beffati. Se può essere utile, aggiungiamo che domenica dalle 10:30 alle 13 in piazza del Vespro al villaggio Mosè il Movimento 5 Stelle ha organizzato un gazebo offrendo informazioni ai cittadini che hanno avuto recapitate le bollette pazze.